Quando il livello si alza, loro ci sono. Quando la posta in palio diventa importante, eccole puntualmente in campo. Appassionati di futsal, ben ritrovati da Antonio Iozzo. Questo è il Pala Rinaldi, questa è Audace Verona Bitonto, il terzo quarto di finale di oggi. Si parte, tocco all'indietro e il Bitonto a gestire il primo possesso del match. La numero 15, vale a dire Misino, che si prende un altro fallo laterale. Battuta all'indietro di Vincenzo, male, diventa un assist. Zandonà in mezzo, pallone interessante per Giulia De Luca, ancora Zandonà. Pallone recuperato da Ficeto. Prova la numero 11, fa tutto da sola, conclude e sblocca il match. Grande giocata di Ficeto. Audace Verona avanti al 12° del primo tempo. Mitolo, fermata Zandonà con il mancino fuori. Ad analizzare la situazione però è stata Sonia Capraro, sempre di Roma 2. Ancora Zandonà in mezzo per Giulia De Luca che arriva in estirada, tocca il pallone ma non trova la porta. Riparte Zandonà, tunnel, chiusura però del Bitonto. Conclusione, respinta di Alessia De Luca che mette il pallone in calcio d'angolo. Si gira, punta, salta Misino, ancora Zandonà, scatenata, mancino, respinto da Soldani. Ripartenza Bitonto, tocco per Di Vincenzo con il destro, De Luca, miracolosa. Apertura sulla sinistra, poi la profondità, l'uscita di De Luca che salva, Di Vincenzo, la pareggia con il tap-in dell'1-1. Equilibrio al Pala Rinaldi, la firma della 10. Di nuovo in diretta dalla Pala Rinaldi, parte il secondo tempo con il possesso dell'Audace Verona. Riparte il Bitonto, Di Vincenzo che ha pareggiato i conti, prova con il mancino. Eccola la 4 nel cerchio di centrocampo, pallone illuminante e l'Audace torna avanti con il suo capitano Chiara Persiano, 2-1 dopo 58 secondi della ripresa. Lo fa in questo momento, pallone per Misino che viene contenuta, poi Buchicchio e poi arriva il pareggio, 2-2. Misino ristabilisce ancora una volta la parità con il lancio, tocca Perina, poi il destro, parata e tap-in ancora di Vincenzo, mette la freccia, il Bitonto avanti per la prima volta nel match, 3-2, doppietta di Vincenzo. In mezzo, deviazione, autogol, 3-3, la ripresa l'Audace. Rimessa laterale per il Bitonto, Morea va a servire De Zio con calma la squadra nero-verde. Apertura sulla destra, rischia Buchicchio che perde il pallone, Ficeto recupera, poi Boschetto, dribbling, giocata, destro, pallone in rete, la contro rimonta dell'Audace Verona che torna avanti nel punteggio 4-3 con il gol della numero 8. Zandonà a spazio, Zandonà per De Luca, pallone in mezzo, Ficeto con la porta vuota, cala il pokerissimo, 5-3+2, Audace. Sfera a Zandonà in avanti, pallone buono per Ficeto, spalla alla porta, la tiene la numero 11, 2 gol per lei, rischia, pallone regalato a Buchicchio, primo tentativo respinto da De Luca, il secondo sprecato clamorosamente dalla 13. Lancio Persiano, giocata, Persiano per De Luca che a porta vuota probabilmente chiude il match, 6-3 Audace con il gol di Giulia De Luca. La presa di De Luca ma soprattutto la sirena. Finisce qui questa sfida, vince l'Audace Verona che batte 6-3 il Bitonto e vola in semifinale raggiungendo l'Aosta e la Lazio.